Oggi è assemblea INPS, 5 aprile, siamo qui a Venezia, sede regionale INPS. In tutto il Veneto alla stessa ora abbiamo tenuto le assemblee. Giusto per darvi dei numeri, temevamo tutti la partecipazione un po' scarsa. In presenza eravamo più di 70 persone qui nella sede regionale. In tutto il Veneto abbiamo avuto più di 150 presenze, c'è stato un dibattito molto attivo e partecipato, per cui possiamo dire che oggi è andata bene, la mobilitazione inizia. Giovedì prossimo, il 13 aprile, saremo già dal prefetto, abbiamo già fatto la richiesta. Abbiamo chiesto anche incontri con i comitati provinciali dell'INPS, anche perché qui bisogna fare chiarezza e capire i criteri come sono stati assegnati, come verrà assegnato il personale che è in entrata. Sono dei dati allarmanti, perché se a Venezia, nella città metropolitana, con le 4 agenzie, tra cui una complessa come quella di San Donat di Piave, che è in gravissima carenza di personale, abbiamo in entrata solo 28 persone, che non sappiamo ancora se tutte e 28 accetteranno, vuol dire che siamo già in allarme rosso, vuol dire che degli sportelli chiuderanno, perché abbiamo in uscita più del doppio delle persone, tra pensionamenti, mobilità e anche trasferimenti. Ecco, io penso che da oggi inizia una nuova stagione per l'INPS di mobilitazione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.